Al Collegio dei Filippini di Agrigento si è svolto un incontro di fine anno con la stampa per la presentazione dell'evento che animerà la notte di Capodanno 2018. Promotori dell'iniziativa sono il Comune di Agrigento, l'Ente Parco Valle dei Templi Agrigento e quest'anno anche la Fondazione Teatro Pirandello, la quale afferma di aver deciso di compiere questo atto di amore per la città. Dunque, a tenere viva la notte di San Silvestro dopo il brindisi saranno il famoso gruppo agrigentino I Tinturia ed una jazz street band. Per il Capodanno abbiamo proposto, oltre all'allestire le luminarie, la conclusione, diciamo, con i tradizionali botti di Capodanno e anche questa, diciamo, una novità per la città è un'esibizione di una street band con radici jazzistiche che si esibirà sia all'interno della Via Sacra che per le strade del centro storico, precedendo il concerto. Ci sarà l'occasione bella per stare in piazza tutti insieme e armoniosamente salutare il nuovo anno. D'altronde mi pare che in questi ultimi anni Piazza Pirandello ha richiamato tantissimi agrigentini vogliosi di salutare insieme il nuovo anno. Anche quest'anno abbiamo pensato, oltre all'intrattenimento artistico che avverrà a partire da dopo la mezzanotte, ci saranno i giochi pirotecnici che partiranno da Villa del Sole, quindi gli agrigentini, dopo aver brindato al nuovo anno, potranno affacciarsi al balcone e godersi questo spettacolo di giochi pirotecnici. È stata emanata un'ordinanza sulla viabilità, che cosa prevede? No, sono state emanate una serie di un'ordinanza che prevede tante cose, non solo per la viabilità, che detta alcune regole sulla Via Atenea. Via Atenea dopo mezzanotte sappiamo che diventa l'area del grande passeggio, quindi inibiamo il transito delle macchine sulla Via Atenea e poi ci sono alcune norme precise per ciò che riguarda il non uso degli alcolici, il modo con cui vanno serviti, il non uso di bengala o comunque botti che sono tesi ad offendere in qualche modo o creare elementi di situazioni di panico che generano poi a loro volta effetti a catena, specie dove ci sono aree di particolare concentrazione di cittadini, e questo è il caso delle aree intorno alla Piazza Pirandello che sarà interessata dagli eventi di spettacolo. Quindi norme precise a cui invitiamo a stare dentro, a cui stare, diciamo, nei confronti delle quali prestare il massimo rispetto, di modo che questo nuovo anno lo si possa salutare insieme, in armonia, in gioia e soprattutto in sicurezza, che è importante, soprattutto per i nostri figli che sappiamo che amano festeggiarlo fino alle prime luci dell'alba. La sicurezza è la cosa fondamentale.